camminiamo senza accorgerci di ciò che ci sta accanto. Oggi vi porto in un luogo che sa parlare, basta solo avere voglia di ascoltare. Benvenuti al Museo di Palazzo Santo Stefano in Padova. A volte, camminando nelle nostre città, passiamo accanto a luoghi che sembrano immobili, ma basta fermarsi e guardare meglio. Dietro a queste mura c'è un respiro antico, una storia che non ha mai smesso di parlare. Oggi vi porto in un posto così, il Museo di Palazzo Santo Stefano, qui, a Padova. Un luogo che conserva l'arte, la fede, la vita di chi ci ha preceduto. Un viaggio che non guarda solo al passato, ma anche a quello che siamo oggi. Ma entriamo insieme. La storia di questo palazzo nasce nell'anno 1000, ma è solo facendo un grande balzo in avanti che arriveremo ai giorni nostri. Un viaggio lungo secoli in cui ci accompagnerà il dottor Paride Piazza. Buongiorno, dottore. Buongiorno Ida, benvenuti. Grazie. Per me è un piacere accoglierti in questo splendido palazzo, in questo scrigno di arte e di storia. Palazzo Santo Stefano deve il suo nome ad un convento che qui sorgeva già a partire dall'anno 1000, ma è ovviamente soltanto molti secoli dopo che sorge il palazzo in cui ci troviamo ora. Dottore, raccontiamo qualcosa di questo ingresso con un impatto emozionale grandioso. Beh, Ida, siamo in uno scrigno di marmi preziosi. Abbiamo marmi letteralmente ovunque, è una stanza che parla di sfarzo, è una stanza che parla di opulenza. Questa stanza e questo scalone monumentale sono il frutto di un bellissimo intervento nel 1934 in questo storico palazzo ad opera di un importante architetto padovano, Angelo Pisani, che ha proprio rivisitato interamente questo spazio con il solo scopo di veicolare un'immagine di austerità e di monumentalità. Dottore, lo stesso architetto che ha progettato lo scalone monumentale ci ha lasciato un altro grande tesoro. Proprio così, Ida. È la sala di rappresentanza di Palazzo Santo Stefano, forse uno dei gioielli più preziosi di questo storico palazzo, e vorrei davvero fartela vedere. Accomodiamoci. Ah, che meraviglia! E qua si apre tutto un altro mondo, tutta un'altra epoca. È davvero una stanza mozzafiato, vero? Questo è un capolavoro di Angelo Pisani. Siamo nel 1934, in una stagione abbastanza turbolenta della storia italiana. Siamo nel ventennio fascista e nel 1934 si rese necessario proprio rimodernare e anche impreziosire questo salone molto importante. E grazie al finanziamento della Camera di Commercio di Padova, nel 1934 gli imprenditori misero a disposizione della provincia laute somme di denaro per decorare e impreziosire questa sala di rappresentanza. È tutto bellissimo e tutto ancora da scoprire, ma il vero pezzo forte lo portiamo nelle case dei nostri telespettatori. Così. Eccola, ciao Ida, benvenuta.
stai entrando nel cuore di Palazzo Santo Stefano. Questa è la maestosa sala consiliare dove si riunisce il Consiglio della provincia di Padova. Vicepresidente Cannella, per noi è un grande onore. Ah, che meraviglia! Ma cosa si prova ogni volta che si entra qua dentro? Beh, il primo sentimento è sicuramente un rispetto reverenziale per quella che è la grande storia della provincia di Padova, che è racchiusa e sintetizzata in questa bellissima sala. E in questo meraviglioso stemma. Alle spalle della presidenza campeggia lo stemma della provincia, che racchiude lo stemma della città di Padova e gli stemmi dei comuni capomandamento, che si ripetono anche nel soffitto. Nel soffitto li troviamo assieme ai personaggi che hanno fatto la storia di Padova, uno su tutti Tito Livio, ma anche alle caratteristiche del nostro territorio, quindi il fiume Brenta, il fiume Bacchiglione, quindi queste allegorie impreziosite anche dalla presenza delle 4 arti che caratterizzano il nostro territorio. Ecco, e quindi l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'istruzione. E quindi questa sala, avvolta da questo soffitto affrescato maestoso, ci riporta ai fasti della provincia, questa lunga e importante storia, e quindi questi scranni, questo emiciclo di legno intarsiato che trasuda questa storia fatta di politica, di dibattiti, di confronti, di decisioni, di momenti aspri, di notti magari passate qua dai nostri predecessori per prendere questa o quella decisione. Quindi è quel rispetto reverenziale che tutti noi amministratori attuali proviamo nel momento in cui sediamo per la prima volta su questi scranni. Storia, arte, cultura, leggenda, istruzione, curiosità da tramandare alle nuove generazioni. Quanto importante, sì, perché proprio in virtù di questo e proprio da qui parte un nuovo viaggio. Un viaggio, Ida, alla scoperta proprio del patrimonio della provincia di Padova. Da questa sala partiremo con un viaggio che ci porterà a vedere le bellezze disseminate nel territorio, dai colli alla laguna, ai nostri davvero tesori in città, in provincia, nei territori che rendono unica, meravigliosa la nostra provincia di Padova. Un vero e proprio patrimonio da scoprire. Da scoprire, da visitare, da andare a toccare con mano. Ecco perché vogliamo portarvi in questo viaggio in tutti i nostri musei, con la speranza che possano davvero essere visitati da tutti voi, da tutti i cittadini padovani e tutti i cittadini della provincia, da tutti i veneti, perché meritano davvero. E questo è il nostro grande invito, ma il nostro viaggio continua così. Ma la storia di questo palazzo non è solo la storia di saloni affrescati e stanze sfarzose, è anche la storia dei tempi bui di questa città. E per ripercorrere i giorni bui di questa città bisogna scendere nelle profondità di questo palazzo. Ci troviamo ben lontani dai saloni affrescati del piano nobile. Siamo sottoterra, a 2 metri di profondità. Sì, Ida, noi ci troviamo adesso nelle viscere di Palazzo Santo Stefano. Siamo in un ambiente, come vedi, completamente diverso. Ci siamo lasciati alle spalle le sale affrescate, i marmi preziosi, e siamo scesi proprio nei ricordi terribili degli anni della guerra. Cosa succedeva? Innanzitutto, queste sono delle mura cariche di ricordi, cariche di pianti e di memorie dolorose. Qui si scendeva quando le bombe cadevano sopra di noi. La popolazione del quartiere correva qui per trovare rifugio. Ma immaginiamo lo stato d'animo, quante persone ci stavano qui dentro e come facevano a respirare?
Sì, in realtà Ida, dai progetti dell'epoca, siamo nel 1934, scopriamo che questo rifugio era stato progettato per ospitare fino a 70 persone. La realtà però è diversa, fino al doppio dei civili potevano trovare in caso di emergenza rifugio in questi posti. Quindi suonavano le sirene, arrivavano gli aerei e tutte le donne, i bambini soprattutto, scendevano per trovare salvezza in questi sotterranei. Qui si trovavano al sicuro, ma dovevano respirare. Esatto, immaginiamoci lo stato d'animo, la paura, l'angoscia di 150 persone stipate qua dentro, con i boati sopra le nostre teste, delle bombe che cadono. Capirai che, visto lo spazio angusto, l'aria respirabile si sarebbe consumata in fretta. Ed ecco che entra in gioco un fiore all'occhiello della tecnologia dell'epoca, un sistema di filtri e un sistema di areazione che consentiva, nei limiti del possibile, di sopravvivere anche qui sottoterra. Ma come veniva messo in funzione? Perché sì, noi vediamo una specie di bicicletta, qui Esatto. sì, c'era una sella. E come funzionava? Questo era un sistema rudimentale ma efficace, una pompa ad aria che riusciva a risucchiare dalla superficie aria respirabile che veniva filtrata da questo sistema e mandata in circolo in questi ambienti. Ma adesso saliamo le scale e torniamo al presente e ritorniamo a rivedere le stelle. Camminando qui dentro capisci una cosa: la storia non è qualcosa di lontano, non sono solo date, nomi, polvere. La storia è viva, è nelle mani che hanno scolpito, nei colori che ancora brillano, negli occhi di chi osserva oggi, proprio come allora. Il museo di Santo Stefano non è solo un luogo da visitare, è un invito a fermarsi, a guardare meglio, a riscoprire chi siamo dentro il fluire del tempo. Vi aspettiamo qui per ritrovare qualcosa che forse avevamo solo dimenticato. La meraviglia.